Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Questa puntata è dedicata a un film intitolato Arrivederci Tristezza. Il compositore è Massimiliano Lazzaretti. Eccolo qui, ciao Massimiliano. Ciao Marco caro, come stai? Benissimo, te come stai? Ho sentito il tuo lavoro stupendo, una colonna sonora varia, una colonna sonora piena di musica, che passi dal tango a orchestrazioni più elaborate fino al pop, alle canzoni, qualche ventata di rock qua e là. Quindi complimenti Massimiliano. E adesso invece parliamo di Arrivederci Tristezza. Allora, quando ci siamo sentiti, io ti ho detto che questo film che parla di un fenomeno chiamato ghosting, c'è una strana coincidenza perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo parlato di un film francese intitolato Ritratto di famiglia, dove il tema era il ghosting. Quindi evidentemente questa è una tematica calda a livello di cinematografia europea. Allora ci spieghi un attimo, Massimiliano, che cos'è il ghosting e qualche nota sulla trama di questo film Arrivederci Tristezza, che non dimentichiamo è interpretato dal grandissimo Nino Frassica. Sì, allora, come hai anticipato tu e hai introdotto tu, Marco, Arrivederci Tristezza è un film che parla di questa ormai piaga sociale, che è quella del ghosting. Per rendere il concetto molto semplice a tutti, è quel fenomeno che avviene quando, mettiamo caso, c'è un rapporto di coppia e una delle due persone sparisce completamente, ma sparisce in tutti i sensi, e soprattutto nell'epoca attuale dei social e di WhatsApp, questa persona non si fa trovare più da nessuna parte e blocca qualsiasi canale comunicativo, e nel 99% delle volte non viene mai data una spiegazione del motivo per cui c'è questo rifiuto, che poi porta inevitabilmente ad un'interruzione totale di rapporti. E questo, come immaginerai Marco, crea dei problemi molto molto seri, soprattutto in una società attuale. Non dobbiamo demonizzare i social, certo, però soprattutto è un fenomeno che attecchisce e crea veramente dei mostri negli adolescenti. Questi adolescenti che si trovano da un momento all'altro veramente in balia del buio totale. Perché? Perché non c'è una spiegazione a questo tipo di atteggiamento. Allora, peraltro io voglio dire che è un fenomeno trasversale, non solo ragazzi, io so anche di madri che non hanno più notizie di figli, non solo quindi partner, moglie, marito, compagno, compagna, no? E soprattutto lo subiscono gli uomini. Anche sì, questo è comunque un aspetto da non sottovalutare. Poi ci sono tante altre discussioni, perché questo tipo di problematica si va a incastrare, incuneare in altri tipi di problematica, cioè che molte donne magari scappano da uomini per paura di reazioni violente e via dicendo. C'è stato anche questo. Vorrei dare due notizie invece sul film, che non dimentichiamocelo, è stato diretto da Giovanni Virgilio, un film del 2025, oltre che le musiche ovviamente di Massimiliano Lazzaretti, interpretato da Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica, che qui fa la parte appunto dello psicologo, però in realtà, da quanto ho capito, è uno psicologo che lui stesso ha vissuto un fenomeno del genere. Allora, parlaci un po' della colonna sonora e soprattutto del rapporto che hai avuto con il regista e che tipo di approccio hai deciso di avere per andare a commentare questa questione così piena di lati, implicazioni, chiaroscuri, eccetera, eccetera. Sì, allora il lavoro che abbiamo fatto con Giovanni, che ringrazio, lo ringrazio sempre pubblicamente, è un lavoro partito dalla sceneggiatura. E io soprattutto amo davvero partire dalla sceneggiatura, scrivere la musica ancora prima che il film venga girato, perché secondo me nella sceneggiatura c'è tutto. Poi lo sappiamo noi tecnicamente, Marco, alcune cose si possono modificare, adattare al montaggio, alle scene, perché poi la fotografia, gli ambienti ovviamente un po' ti condizionano, no? E però dalla sceneggiatura
e siamo riusciti circa 1 anno e mezzo prima che venisse girato già ad avere dei temi che poi sono stati comunque confermati e utilizzati all'interno del film. E ringrazio Giovanni perché mi ha dato degli input e ha avuto delle intuizioni molto molto preziose per me, e però poi mi ha lasciato totalmente libero. E come tu hai anticipato, è una colonna sonora anche questa veramente trasversale, come lo è il tema del ghosting. Quindi c'è tutta una parte, diciamo, un pochino più classica e quindi orchestrale per sottolineare i momenti più intimi e anche un pochino più comici, perché ovviamente è una commedia, quindi si ride e si piange. E poi c'è una terza atmosfera che è quella delle canzoni e che abbiamo voluto inserire per dare innanzitutto un elemento pop, ma poi c'è un altro motivo perché tutti e tre i protagonisti hanno la passione della musica e sono tre musicisti. E infatti c'è una delle scene finali in cui poi, diciamo, si chiude il cerchio e loro si trovano all'interno, insomma, di un locale, poi vabbè, senza spoilerare. Senti, io quello che ho sentito, appunto, che l'ho detto già in testa a questa intervista, è la profonda varietà di temi, stili, generi che hai toccato, che conoscendo il tuo stile ci sei dentro tutto, perché c'è dentro il fisarmonicista, l'orchestratore, il conoscitore della musica pop e rock, c'è dentro tutto, nelle commedie, anzi nelle dramedy, perché questa che questa sarebbe una dramedy, è perfetto, sei il compositore perfetto, perché non è che tutti quanti sono capaci a saltapicchiare da una parte all'altra, mantenendo però sempre una linea musicale molto omogenea, quindi insomma notevole lavoro. Ti ci sei ritrovato particolarmente in questo mondo, immagino. Sì, poi tu mi conosci Marco, quindi sai come si dice qui a Roma, ci si sguazza in un contesto del genere, ed è stata la cosa più bella e mi ha dato veramente tanta libertà Giovanni, e questo è stato un lavoro, come poche volte accade, proprio immersivo, in maniera totale. È stato proprio un viaggio interiore e praticamente mi rappresenta in tutto ciò che tu hai detto, Marco, quindi partendo diciamo, dal lato più profondo, no? Dell'orchestrazione, della composizione più classica, proprio da film, da commedia, quelle belle commedie degli anni 70, no? E senza citare i soliti nomi, ma tanto li conosciamo, fino ad arrivare ad un genere più pop che noi abbiamo espresso, io insieme a tanti collaboratori con cui insomma ho scritto le canzoni, abbiamo espresso in questa atmosfera pop che nonostante io abbia insomma il mio percorso di studi accademico, però sono nato anch'io insomma all'interno della società, quindi sono una persona che vive il momento e che assimila tanto, e quindi c'è dentro di me anche questa vena pop molto molto profonda e radicata. Allora, senti, io ti faccio la domanda finale. Noi siamo collegati a Classic Rock, che è un programma radiofonico. Di canzoni ce ne sono tante dentro questo film. Non dimentichiamo che c'è anche quella di Brunori Sass, che dà il titolo anche al film, insomma la canzone originale, che poi non è stata inserita più tra le nomination del Davide Donatello, perché era in realtà una canzone già edita e quindi il regolamento non lo consente. Quindi a questo punto, Massimiliano, scegli te una canzone tra le tante che hai scritto per questa colonna sonora. Guarda, tra le tante canzoni, quella che ho scelto è Voice of My Truth, e praticamente è un duetto interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Xaco, e secondo me è quella più rappresentativa, perché l'interpretazione dell'uomo e della donna in questo brano chiudono un po' il cerchio, insomma. Certo. Allora, noi salutiamo Massimiliano Lazzaretti, grandissima colonna sonora di Arrivederci Tristezza. Ci vediamo prestissimo. Facci sapere tutta l'altra tua musica che farai per altri film e colonne sonore. Marco. È sempre un onore e un piacere. Ciao Massimiliano, Ciao alla Marco, prossima. grazie. Ciao.